spero che il Parlamento affronti questo tema e che mi sono sentito dire che i braccialetti ce ne sono pochi, compriamo noi, ci mettiamo a disposizione per fare un progetto sperimentale e mettiamo in scheda anche per i braccialetti. Il presidente Zaia torna a parlare della sua proposta di introdurre il braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi, una delle piaghe che affligge Venezia ormai da anni. E se non ci sono i soldi, dice, li mettiamo noi. Giriamo col ring, con l'anello che ci dà tutti i dati biologici del nostro, tutti i dati riguardanti il nostro stato di salute. Abbiamo nuove tecnologie che ci aiutano a fare tutto, non mica proviamo a comprare i braccialetti, li compreranno gli enti locali. Guarda, i sindaci sono felici di queste robe. Lo strumento, continua Zaia, è basato sulla georeferenziazione, potrebbe segnalare immediatamente, anche con un avviso acustico, se il soggetto tenta di rientrare nelle aree da cui è stato interdetto, per proteggere Venezia e i turisti. Il braccialetto elettronico per il borseggiatore significa sapere dov'è, perché è georeferenziato, fargli il DASPO per evitargli di andare nelle zone dove lui non deve andare, perché se uno ha come attività rubare, di certo non può andare in mezzo a luoghi affollati, in piazze affollate, dove sai che comunemente va a rubare.